Ci troviamo nella Sardegna centro-orientale, nei territori di Baunei, comune montano della provincia Ogliastra situato a 480 metri sul livello del mare. Davanti a noi un territorio incontaminato, maestoso e unico nel suo genere. Il terreno è carsico, composto da una spessa placca calcarea che si estende ad est raggiungendo quote tra i 500 e gli 800 metri, dando vita a falesie che superano i 300 metri. Le linee di frattura causate dai movimenti della crosta terrestre hanno foggiato profondi canyon, codule e canaloni, all'interno dei quali da millenni si sono incanalate le acque meteoriche. Il lento ma inesorabile incedere delle acque ha trasformato le rocce, levigandole, scavandole e plasmandole a proprio piacimento. Le rocce hanno così assunto forme bizzarre, archi che si stagliano nel cielo, antichi salti naturali, alte pareti rocciose che conferiscono all'ambiente un aspetto imponente. La vegetazione, nonostante ricopra una terra a tratti aspra, è rigogliosa e caparbia, capace di creare un paesaggio straordinario che ha origine da una fusione unica tra boschi secolari, montagna e mare. Un paesaggio che trasmette al visitatore emozioni uniche nel nostro contesto nazionale. Nonostante le difficoltà connaturate a questa terra, l'uomo è riuscito per secoli a vivere in simbiosi con il territorio, trovando sostentamento grazie ad attività che hanno permesso di conservare inalterata la natura. In questo scenario seguiremo le imprese di una piccola squadra di cacciatori, impegnati a insidiare i cinghiali che da sempre abitano questo territorio, trovando facile rifugio nella folta e impenetrabile macchia mediterranea. Un'impresa ardua, sia per gli uomini che per i propri ausiliari, una sfida che consegnerà la vittoria soltanto a chi, sfruttando un istinto ereditato da secoli di storia vissuti in queste terre, riuscirà a sovrastare gli ostacoli che unicamente una natura incontaminata sa porre. È sabato. In compagnia di Mario Secci, il nostro capocaccia, ci apprestiamo a perlustrare una vasta zona a ridosso del mare, nei pressi di Monte Ginnirco, alla ricerca di tracce della presenza di cinghiali. Dopo circa 40 minuti di macchina, arriviamo ad una postazione situata ad un'altezza di 700 metri sul livello del mare, dalla quale partiremo seguendo un itinerario che ci porterà a pochi metri dalla costa, dove il Mar Tirreno si distingue ancora per le sue trasparenti acque. La strada da percorrere è particolarmente lunga ed il percorso accidentato. Il dislivello e i massi che ricoprono il sentiero poco battuto sono però facilmente superabili per gambe guidate da uno sguardo ben allenato. L'ostacolo maggiore è senza dubbio il valico che taglia trasversalmente la parete rocciosa e che si innalza per più di 200 metri. Si tratta però di un passaggio obbligato per poter avere accesso alla vallata sottostante, meta della nostra battuta di caccia. Appena arrivati a ridosso della falesia calcarea, ci affacciamo con la speranza di individuare qualche animale ancora al pascolo, ma è già tardi. Il panorama di cui si gode è così suggestivo che non si può fare a meno di fermarsi ad ammirare lo spettacolo. Ci troviamo al di sopra di una falesia di Monte Ginnirco, una lunga lama di roccia calcarea che costeggia la linea di costa fino a raggiungere il mare, operando da limite della vallata sottostante, conosciuta con il nome di Forrola. Qui si svolgerà la nostra avventura di caccia. Conoscere a fondo questo territorio è fondamentale, non solo per la difficoltà oggettiva di individuare sentieri percorribili, ma anche perché in caso di permanenza prolungata è importante conoscerne ogni segreto, come una provvidenziale riserva d'acqua all'interno di questa roccia calcarea, utilissima dato che è una delle poche oggi presenti in questo ambiente. La discontinuità del terreno, costituito da improvvisi avvallamenti e rocce instabili, mette a dura prova la muscolatura delle gambe, sottoposta a continue prove di equilibrio. Siamo arrivati nei pressi del valico e nonostante Mario sia un profondo conoscitore della zona, ricerca con meticolosa attenzione il passaggio meno rischioso. Ecco finalmente le prime tracce dei cinghiali. Segnale inconfutabile che ci consente di capire che questa notte hanno pascolato lungo la cresta in cerca di radici di porro selvatico.
Osservando questi territori è facile comprendere quanto sia dura la vita per gli animali selvatici che la abitano. Mario osserva con cura l'ambiente circostante e cerca di individuare le postazioni dove domani potrà collocare i suoi uomini, in base anche alle condizioni del vento. Lasciata alle nostre spalle la parete rocciosa appena discesa, ci avviciniamo all'unica riserva d'acqua accessibile agli animali nell'arco di chilometri. Ai piedi della falesia, un filo d'acqua gocciola creando delle pozze. Ci troviamo a Gruttabas. Le tracce presenti nel terreno fangoso sono numerose e appartengono a cinghiali di tutte le taglie, le cui orme sono distinguibili da quelle del maiale, dall'unghia interna più corta. Questi segnali fanno ben sperare per la giornata di domani. La conformazione del territorio che ci circonda è tale da richiedere una conoscenza profonda dei luoghi. Soltanto in questo modo sarà possibile per una squadra di caccia grossa con un basso numero di fucili avere la meglio su di un animale così astuto come il cinghiale. Nell'osservare i cinghiali sardi in recinto possiamo notare delle difformità notevoli rispetto al cinghiale continentale. Il primo e più evidente elemento di differenziazione è rappresentato dalla stazza, che nel cinghiale isolano si è evoluta al fine di consentire un miglior adattamento alla vita nella macchia mediterranea. Rispetto alla specie nominale, infatti, il cinghiale sardo è più piccolo, ha una lunghezza totale di 100-120 cm e raggiunge un peso massimo di 70-80 kg nei maschi adulti. Nel territorio di Baunei, caratterizzato da condizioni ambientali particolarmente difficili, le taglie sono ancora più piccole. La scarsità d'acqua e di cibo tipiche delle regioni meridionali, oltre ad aver col tempo modificato le sue caratteristiche morfologiche, hanno fatto di questa specie una razza poco prolifica. Una cucciolata media, infatti, non supera i 4 esemplari contro i 10-12 del parente continentale. Le svariate ipotesi sulla origine del cinghiale sardo non hanno ancora portato ad una risposta univoca. Già all'inizio del secolo si ipotizzava, sulla base di studi craniometrici, una sua derivazione dal maiale domestico. Si può quindi ragionevolmente pensare che il cinghiale sardo derivi da forme domestiche introdotte dall'uomo e rinselvatichitesi, oppure che si tratti di una sottospecie originariamente selvatica che abbia subito in tempi storici un inquinamento genetico. Quale che sia la sua origine, il cinghiale sardo è oggi presente quasi ovunque nell'isola, tranne che in ristrette zone prive di un minimo di copertura vegetale, quali ad esempio alcuni isolotti presenti lungo le coste della Sardegna. All'alba, la procedura d'incontro della squadra è regolata da un solo fine: evitare una fuga di notizie sulla zona dove verrà effettuata la battuta di caccia. Infatti a Baunei, nonostante i suoi 4.000 abitanti, sono presenti ben 11 squadre di caccia grossa. Poiché la regola tacita seguita da sempre prevede che coloro che arrivano per primi sul territorio possano scegliere il luogo dove effettuare la battuta, appare chiaro che il tempismo è tutto. Dopo circa un'ora arriviamo nei pressi della battuta. Mario dà le ultime indicazioni e la squadra si divide. I 3 battitori si dirigono nei pressi di Gruttabas e una volta giunti rilasceranno i cani per scendere a valle. Le poste invece si dirigono nei punti di fuga, lasciando scoperta solo una di queste. Oggi infatti sono assenti 2 componenti. Qualche traccia di sangue lasciata dai cani, feriti dalle asperità del terreno, mette in evidenza quanto sia difficile questo percorso. Seguiamo la battuta a fianco di Pietro, cacciatore esperto e anch'esso profondo conoscitore del posto. La battuta ha inizio. Dopo solo qualche istante, la coppia di meticci bianco-arancio scova il primo cinghiale, che si dirige spedito nell'unica posta scoperta. In un attimo i cani sono fuori battuta e bisognerà attendere un po' prima di rivederli. Il tempo passa e i battitori, che non riusciamo ad individuare nascosti nel folto della vegetazione, tardano ad avanzare.
La squadra confinante nel frattempo abbatte il primo cinghiale. L'elevato numero di poste è non sempre più produttivo in un territorio problematico come questo. Quel che veramente conta ed è capace di fare la differenza è il sapiente posizionamento delle poste. Il ritardo dei battitori inizia a creare un po' di malumore all'interno del gruppo. Mario si dirige alla ricerca dei 3 giovani. La mattinata ormai volge al termine. Non ci resta che rientrare per il pranzo, che riporta il sorriso sui nostri visi. Una tassiggerda. Ho mangiato una pizza gigante ieri. La vegetazione della regione mediterranea si distingue in maniera preponderante da quella di ogni altra regione d'Europa. L'associazione vegetale prevalente è la macchia mediterranea, che nella sua accezione più generale è costituita da specie per lo più sempreverdi, comportamento spesso arbustivo e fioriture prepotenti come il mirto, il lentisco, il corbezzolo, l'erica e il rosmarino. Un sottobosco denso e intricato dove la fauna selvatica trova un habitat prezioso per alimentarsi, rifugiarsi e nidificare. La macchia mediterranea si caratterizza per la sua composizione floristica variando notevolmente da luogo a luogo, a seconda dei numerosi fattori ecologici presenti in una determinata zona e dagli innumerevoli interventi antropici. A tal fine si possono distinguere macchie associate alle stazioni più fresche, più evolute, come le macchie a leccio, da quelle legate a contesti più litoranei e caldo-aridi, con formazioni di macchia a corbezzolo ed erica arborea, macchia carrubo, oleastro, ginepreti. La maggior parte delle zone di macchia mediterranea si sviluppano sui declivi che collegano il mare alle colline. Si tratta di terreni prevalentemente rocciosi, con suolo poco profondo e soggetto ad un rapido drenaggio, su cui le formazioni vegetali della macchia svolgono una funzione importantissima di difesa del suolo dall'erosione da parte degli agenti atmosferici, assicurando un'efficace regolamentazione idrogeologica. Al solito punto d'incontro arriva la telefonata di Mario, destinazione Forrola. Ci mettiamo subito in marcia. La strada è particolarmente lunga e impegnativa, ma la giornata fin dalle prime luci dell'alba promette bene. Giunti a destinazione la squadra si divide. 2 battitori con 2 poste salgono a monte dalla battuta. Gli altri si schiereranno lungo una cresta rocciosa dalla quale si gode un'ottima visuale. La battuta è molto estesa. Ci terrà impegnati una mattinata intera. A monte le vie di fuga sono interrotte dalla falesia che delimita la battuta, mentre la linea delle poste, concentrata nella parte bassa, si interrompe lasciando scoperta una vasta fascia di macchia. L'esperienza del capocaccia, che ha deciso di applicare questa strategia, trasmette sicurezza al resto del gruppo. I cani sono stati sciolti. Si avverte appena in lontananza la voce dei battitori che da monte si avviano alla discesa lungo la falesia. Ecco il primo scovo. Il cinghiale distanzia di qualche centinaia di metri i cani e si ferma non lontano dalle poste. Riusciamo ad avvertirne la presenza grazie al rumore che produce nel transitare nella fitta macchia mediterranea. I postaioli devono lavorare non solo con la vista, ma soprattutto con l'udito. Infatti la preda, la maggior parte delle volte, è nascosta dalla vegetazione. È dunque particolarmente importante distinguere il cinghiale in arrivo da un eventuale cane che ha smarrito il campano. Il nostro cinghiale si sposta lungo le poste basse e la tensione aumenta. Potrebbe venir fuori da un momento all'altro, nonostante i cani siano ancora lontani. Un leggero vento contrario annulla le poste basse. Il cinghiale passa di fronte a noi a poche decine di metri. Ma secondo Mario non può evitare la posta di Virgilio.
Dopo una ventina di minuti arriva una coppia di cani sulle tracce della scrofa appena battuta e la tensione aumenta. Non è possibile escludere che vi siano altri cinghiali. La battuta è finita. Attendiamo l'arrivo dei battitori con gli altri cani per pranzare assieme. Ecco Antonio, il primo battitore che viene indirizzato sulla strada più agevole da seguire e fa velocemente ritorno al punto d'incontro. Giovanni, più giovane e inesperto, ancora non si vede. Non risponde alle chiamate e si decide di andargli incontro. La macchia mediterranea nasconde molte insidie. Sono ad esempio spesso presenti dei macchioni di arbusti spinosi che rendono particolarmente difficile individuare una via d'uscita. Un battitore esperto, una volta riconosciuti, farà in modo di evitarli aggirandoli. Purtroppo, questa non sembra la soluzione adottata da Giovanni. Eccolo finalmente. È disidratato e stravolto dalla stanchezza. Con un clima così caldo e con tanta strada ancora da fare, preferiamo sviscerare l'animale prima di rimetterci in marcia. Una parte di milza, l'intero intestino e un prelievo di sangue serviranno per l'analisi della trichinellosi. La trichinellosi è una malattia causata da vermi cilindrici appartenenti al genere Trichinella. Un parassita che inizialmente si localizza a livello intestinale per poi dare origine a una generazione di larve che migrano nei muscoli dove poi si incistano. Il parassita è in grado di infettare i mammiferi, gli uccelli e i rettili, soprattutto quelli carnivori e onnivori, cane, gatto, uomo, maiale, cinghiale. Per prevenire questa patologia, che nei casi più gravi provoca il decesso, la Regione Sardegna ha previsto un piano di controlli sui cinghiali abbattuti dalle compagnie di caccia grossa. Dal 2005 ad oggi vengono eseguiti obbligatoriamente degli esami sulla trichinella sia sui animali domestici ma anche e soprattutto sui cinghiali. A questo punto sono stati sensibilizzati grazie all'attività anche dei servizi veterinari della ASL e delle stazioni degli ispettorati forestali e i cacciatori che hanno dimostrato sensibilità al problema e si è avviato appunto il controllo sistematico di tutti i cinghiali cacciati, per sottoporli all'esame trichinoscopico. Questo esame viene effettuato nel giro di alcune ore e se i risultati sono negativi praticamente possiamo dare una risposta entro 12 ore ai cacciatori che poi ovviamente tramite la ASL che poi possono così consumare tranquillamente le carni. I dati sui cinghiali sono senz'altro confortanti perché da tutti gli esami eseguiti dal 2005 ad oggi non abbiamo mai riscontrato un caso di positività. Dopo il pranzo siamo costretti ad abbandonare Forrola. Effettuare una nuova battuta qui sarebbe impensabile per cani e battitori. Arrivati alle macchine ci spostiamo per qualche chilometro per ricercare una nuova zona ed avviare un'altra battuta. Siamo lontani dalla costa e il paesaggio è molto diverso. Qui la macchia mediterranea è composta principalmente da corbezzolo e il paesaggio è più urbanizzato. La battuta si presenta come una fascia di terra delimitata a monte da una striscia parafuoco e a valle da una strada statale. È proprio la battuta ideale per una squadra reduce dalla enorme fatica a cui Forrola ci ha sottoposto. Le poste si schierano lungo la striscia e la battuta ha inizio. A Giovanni viene affidato il ruolo facile di seguire i battitori lungo la strada e fare rumore per evitare spiacevoli, quanto impreviste, fughe dei cinghiali eventualmente presenti. Ecco il primo scovo. Il cinghiale non ha intenzione di uscire allo scoperto e dopo essersi fermato vicino alle poste indietreggia per uscire dalla battuta. Il vento non ha giocato a nostro favore. Dopo un ulteriore tentativo di arginare la fuga del cinghiale, la giornata di caccia si può considerare conclusa. Siamo giunti all'ultima giornata di caccia.
Anche oggi, per la squadra di Mario, l'appuntamento è a Pedralonga, la porta d'ingresso per la vallata di Forrola. Il tempo qui è buono, nonostante la Sardegna sia battuta da un fortissimo maestrale. Le alte falesie ci riparano dal vento e le precipitazioni previste in serata non dovrebbero rovinare la nostra giornata di caccia. La zona dove dovremmo effettuare la battuta non è molto distante e dopo 20 minuti arriviamo a destinazione. Una volta lasciati gli zaini, il gruppo di postaioli si incammina per raggiungere le poste assegnate. I battitori hanno invece intrapreso un'altra strada. Rilasceranno i cani a monte della battuta e per non doverla attraversare con il rischio di allertare i cinghiali saranno costretti ad affrontare un passaggio molto impegnativo, Scale Fustes. Una vecchia scala in tronchi di ginepro che un tempo serviva a pastori e agricoltori per poter raggiungere Forrola attraversando un salto verticale di oltre 50 metri. A valle, il gruppo di postaioli si è diviso schierandosi una parte nella vallata sud e gli altri in alcuni passaggi obbligati a nord. All'improvviso un fatto inatteso. Le poste sud hanno sparato un piccolo cinghiale sorpreso ancora al pascolo. La battuta prosegue e una volta raggiunte le postazioni i battitori danno il via alla cacciata. La mattina scorre in un surreale silenzio, faticosamente mantenuto per non compromettere la caccia, ma allietato dal paesaggio circostante, con il quale ci si sente perfettamente integrati. Lo sguardo non può fare a meno di perdersi in questo paradiso naturale scolpito dalla natura, composto da rocce talmente perfette da apparire opere d'arte, dall'alternanza di colori della macchia mediterranea che si perde a valle nell'azzurro del mare. Il nostro sguardo viene attirato da 2 cinghiali che si allontanano dalla linea delle poste, probabilmente messi in allarme dalle fucilate sparate in precedenza. Mario, appostato sopra un imponente masso, sembra sovrastare, anche in senso metaforico, la battuta che pare non arrivare mai al termine. Il lento procedere dei battitori non è nemmeno più accompagnato dal vociare dei cani, che sono ormai distrutti dalla fatica e avanzano senza riuscire a scovare alcun cinghiale. Nel vallone nord si intravedono i battitori, il loro arrivo decreta almeno in questa zona la fine della battuta. A sud invece rimane ancora da battere una fascia di terra che difficilmente però potrà riservare qualche sorpresa. È infatti probabile che le fucilate sparate in precedenza abbiano compromesso la battuta. Dei 2 cinghiali scorti in precedenza nessuna traccia. Avranno sicuramente trovato riparo in qualche luogo inaccessibile. La battuta è finita e questo è il frutto di un'intera mattinata di sacrifici. Come al solito, dopo Forrola, non rimangono energie per ulteriori battute. Chi ha affrontato il bosco in prima persona non possiede più risorse per proseguire il lavoro in maniera produttiva. Si rientra a casa e la piccola preda diventerà la cena del nostro gruppo di amici. In inverno, quel che più colpisce nell'ammirare questo scenario è il silenzio quasi surreale che fa da contorno a questo paesaggio immutato da secoli. Quel che appare come un paesaggio immune dalla urbanizzazione e dalla presenza dell'uomo, in estate si trasforma radicalmente. Nella stagione estiva, infatti, numerosissimi sono i turisti che animano queste coste. Fin dalla mattina tantissime imbarcazioni percorrono questo tratto di mare con a bordo turisti ansiosi di visitare le numerose cale che hanno reso famoso questo territorio. Cala Golorizè, con il suo arco in pietra che si riflette in acque straordinariamente trasparenti. Cala Luna, con la sua spiaggia di ciottoli candidi che permettono ancora più a queste acque cristalline di mostrarsi in tutto il loro splendore. Le rocce a picco sul mare, oltre a rappresentare un monumento naturale di rara bellezza, nascondono segreti ancora più affascinanti. La Grotta del Fico permette di ammirare il cuore di questo territorio. In pochi minuti, da un mondo fatto di luce, si viene trasportati in una dimensione nuova, dove la natura è capace ancora di stupirci per ciò che è riuscita a creare in millenni di infaticabile lavoro. Un sifone permette all'acqua marina di giungere fin dentro la grotta.
Questo è il luogo dove la foca monaca, oggi scomparsa da questi mari, si rifugiava per mettere al mondo i suoi piccoli. Un altro piccolo miracolo della natura di cui purtroppo possiamo solo conservare il ricordo. In inverno, quando l'unico suono che anima questo territorio è dato dal vociare dei cani impegnati nelle battute di caccia, è facile dimenticarsi di quel mondo chiassoso e colorato che appare come un lontano ricordo sbiadito nel tempo. Nel contesto nazionale, la caccia al cinghiale ha subito, rispetto a qualche decennio fa, un notevole incremento. La realtà che vi abbiamo mostrato appare invece rimasta inalterata nel tempo. Qui una natura caratterizzata da condizioni ambientali difficili non permette un sovrappopolamento dell'irsuto suide. In questo territorio infatti scarseggiano sia cibo che acqua e le condizioni ambientali consentono solo agli animali più forti e più astuti di raggiungere la maturità. Pertanto, chi decide di insidiare il cinghiale in questo ambiente, pur avendo a disposizione aree più accessibili e maggiormente popolate, è animato da un forte desiderio, alimentato dalla emozione di una continua sfida, oltre che con l'abilità del cinghiale, anche con questo territorio, difficile ed incontaminato, unico.